Luigi Grando è il tecnico del gruppo sportivo dell'Esercito e anche uno dei coach del centro di alta specializzazione di Pordenone, qui alla palestra di via Fratelli Rosselli. E siamo alle porte di un'altra importante, cruciale forse stagione. Quali sono gli impegni più ravvicinati? Il prossimo impegno sarà la Coppa Italia che si terrà a Cervignano. In questa gara, che a livello regionale, vedremo in pedana tutti i nostri atleti, dalle categorie più giovani fino agli atleti più esperti e più adulti. E in questa gara sarà una gara per testare la forma dei nostri ragazzi dopo un'estate intera di lavoro intenso, anche perché i nostri ragazzi non sono andati in vacanza ma si sono allenati per tutta l'estate. L'impegno successivo sarà molto importante perché saranno gli europei giovanili che si terranno in Kosovo, a Pristina, dove vedremo sulla pedana il grande Cristiano Ficco, che è l'atleta di punta, che punterà naturalmente al titolo, però insieme a lui da Pordenone andranno anche Mattia Cervesato al suo primo europeo e Martina Bomben, che è già la sua terza gara internazionale. Martina proverà anche lei a salire sul podio nella categoria 48 kg femminile. Invece ad ottobre avremo l'ultimo impegno importante a livello internazionale, che saranno gli europei juniores, in cui vedremo impegnato Mirko Zanni. Dopo i grandi risultati di inizio anno, le 2 medaglie europei senior e modelli junior, avremo Mirko Zanni che tenterà di vincere finalmente il titolo europeo junior, che è l'unica medaglia che gli manca nel suo palmarès.